Vacanze finite, è ora di tornare in classe. Riparte la scuola con la missione di dare certezze basate sulla fiducia e sulla speranza per il futuro alle famiglie e ai ragazzi, coniugando qualità ed equità formativa. Equità, cioè che l'offerta formativa all'interno sia di valore, questo ci preme, che sia veramente qualitativamente significativa per la crescita degli alunni secondo quelle che sono le richieste di oggi. 113.600 gli studenti nella Marca, 1.000 in più dell'anno scorso, con Treviso che è la provincia dove aumenta maggiormente in Veneto la popolazione scolastica, più 1%. Gli studenti di famiglia straniera sono il 13,4%, dei quali il 40% è nato in Italia. Quasi 10.000 gli insegnanti. Il punto critico e al tempo stesso il più interessante rimane quello del rapporto quotidiano tra docente e alunno. Perché è lì la scuola è fatta di cuore e di testa che si trovano insieme, quella degli alunni e quella degli insegnanti, che è però anche il punto di eccellenza, il punto di forza. Nel primo giorno di scuola, la rete regionale degli studenti medi sensibilizzerà i colleghi e i docenti sugli aumenti dei libri, dei trasporti, sulle mancate manutenzioni agli edifici scolastici. Volantineremo per dare appunto dei segnali anche su quelli che sono i diritti degli studenti che spesso non vengono esposti nelle ore di lezione. Altro punto dolente il numero degli insegnanti di sostegno, sempre pochi a Treviso, 1.153, per più del doppio dei ragazzi bisognosi di aiuto, 2.560. La nostra università, che è quella di Padova, che ha scienze della formazione, è in grado di sfornarne, diciamo così, in un numero molto limitato, dai 100 ai 150 all'anno, e non bastano.